Dice, avvocato, l'Occidente distrugge democrazia ovunque venga innalzata una barriera contro gli interessi dell'establishment americani come in Ucraina e in Egitto e come si è tentato in Venezuela, ma distrugge anche istituzioni antiche che hanno prodotto società avanzate come in Siria, Iraq e Libia, paesi che oggi sono distrutti, cimiteri a cielo aperto e che pur hanno vissuto millenni di prosperità. Oggi contano migliaia di morti, rifugiati e di feriti, la distruzione di infrastrutture, popolazioni nel caos. È stata creata una guerra civile in Ucraina che ha impoverito ulteriormente quella nazionale, tutto per avere un temporaneo vantaggio psicologico nei confronti della Russia. Il tema del quadro internazionale, dei conflitti che sono oggi presenti sulla scena è un quadro estremamente complesso, difficile, come accennavamo prima, è difficile da capire ed è difficile da gestire, perché se vogliamo trovare un perché, è giusto interrogarsi in questo senso, io credo ci sia una prima risposta da dare. Manca una funzione propria dell'ONU, per esempio. L'ONU negli ultimi anni, a mio parere, ha perso un po' di quella che era la sua funzione centrale nella azione volta soprattutto a garantire la pace nel mondo, ad assicurare interventi a garanzia delle popolazioni. Sappiamo che l'ONU è strutturata in un certo modo, per cui vi sono 5 potenze che hanno la possibilità, se agiscono all'unanimità, di interventi straordinari, ma se questi 5 non sono d'accordo si affievolisce moltissimo la possibilità di intervento sugli scenari di guerra e ahimè i conflitti che ci sono nel mondo spesso sono gestiti, sono determinati o sono risolti a seconda delle convenienze, delle risorse prime, la materia, l'acqua, il petrolio, per dire paradossalmente l'acqua e il petrolio sono ragione principale dei conflitti oggi nel mondo. Tema difficilissimo, tema complesso. Che dire, questa nota che lei ha letto accennava alla realtà dell'Ucraina, abbiamo già dimenticato la Crimea, ma abbiamo dimenticato anche altre realtà nel mondo dove per esempio il diritto di autodeterminazione dei popoli ha consentito di liberare da certi condizionamenti alcune realtà territoriali. Bisogna che apriamo alla democrazia partecipativa, bisogna che ci mettiamo in testa che prima vengono i popoli, le comunità e poi vengono gli stati. Lo insegna la Catalogna.